Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio la Regione Veneto anche per questa bellissima opportunità e per questa mattinata. Noi siamo una startup che non è nata sulla cultura, non è nata sui musei, siamo fondamentalmente inciampati nei musei perché la nostra startup nasce un po' sotto anche la tendenza in questo momento dell'industria 4.0, quindi portare per l'impresa servizi cloud, Internet of Things e quant'altro. Poi l'anno scorso la provincia di Belluno, su un finanziamento proprio della Regione Veneto, dà l'opportunità a dei musei di aprirsi al mondo dell'innovazione, digitalizzarsi. Esce una gara, partecipiamo e vinciamo questa gara. Cominciamo a curiosare in questo mondo, nel mondo dei musei, un po' da forestieri, diciamo, da persone che non lo conoscevano, ma quindi anche con l'occhio nuovo di chi che lo conoscevamo come visitatori, ma con l'occhio nuovo di chi entra in un nuovo contesto. Qualche dato all'inizio, cerco di andare veloce, per molti forse sono dati anche semplici, un po' scontati, ma aiutano a inquadrare il contesto. Italia, il paese più desiderato al mondo, uno dei paesi più visitati al mondo. I turisti vengono per le nostre spiagge, per le nostre montagne e quant'altro, ma lo sapete benissimo, vengono, ecco il motivo, il 45% dei turisti stranieri che viene in Italia viene per il nostro patrimonio culturale. In questo il Veneto ha un ruolo importantissimo. La cartina che vedete, molti di voi l'hanno sicuramente già vista, chi non l'ha vista a me fa sempre un certo effetto, perché è la cartina dell'Italia vista dagli stranieri, cioè come in base alle presenze turistiche dall'estero viene vista l'Italia, chiaramente con Venezia che ha un ruolo importantissimo come seconda città più visitata d'Italia, ma con anche Verona, e insomma un po' tutto il Veneto, diciamo, un contesto culturale. In questo i musei come contesto in cui è possibile scoprire il nostro paese, musei che però si prestano a una doppia sfida. La prima sfida è che, al di là di alcuni casi anche molto interessanti, ma la visita ai musei è vecchia per le nuove generazioni, ma anche per chi ormai ha un utilizzo frequente del digitale, come tutti noi siamo abituati a interfacciarci costantemente col digitale. Pensate a un turista che il turista medio di oggi è molto digitalizzato, abbiamo visto prima il wifi come prima richiesta del turista di oggi, turista che prenota online i suoi hotel, i suoi viaggi e quant'altro e che entra in un contesto dove a volte questa fruizione digitale ancora non c'è. Ma seconda sfida, qua nelle slide vedete alcuni musei che sicuramente riconoscete, musei o complessi espositivi, l'Acquario di Genova, la Cappella Sistina, gli Uffizi, Palazzo Ducale, ma il tesoro del nostro paese non è ovviamente solo in questi musei. L'Istat ci dice che in Italia abbiamo 4.000 piccoli musei, quindi musei che a fronte dei 6 milioni di accessi che fa ogni anno il Colosseo o comunque di alcuni grandi musei che fanno centinaia di migliaia di visite, ci sono tantissimi musei che fanno migliaia, a volte addirittura solo centinaia di visite. Quello che vedete nella foto, non è la foto è piccola, ma è anche il museo che è piccolissimo, è il Museo della Grande Guerra del comune di Sappada. Addirittura in realtà 4.000 piccoli musei, se poi voi lo chiedete all'Associazione Nazionale Piccoli Musei, loro vi dicono che in Italia ce ne sono 10.000 di piccoli musei. Cioè, c'è anche una difficoltà proprio classificatoria nel decidere che cos'è un piccolo museo. Però sono piccoli musei come dimensione, ma non sono musei serie A o serie B, sono musei diversi. Tra l'altro a me piacciono moltissimo perché sono i musei che forse, anzi che sicuramente trasmettono di più l'identità di un territorio, mentre il grande museo a volte racconta dei percorsi, dei periodi storici e quant'altro, nel piccolo museo è dove andare davvero per scoprire un territorio che si vuole vivere. Quali sono le criticità di molti musei? La criticità alla base ovviamente è principalmente quella di risorse economiche e di competenze, quindi di personale. Orari di apertura ridottissimi, si arriva a musei che aprono solo a richiesta. Se andate a vedere il sito internet del museo che ho utilizzato in immagine prima, il Museo della Grande Guerra del Comune di Sappada, per visitare il museo contattare il comune. È la realtà di tanti di questi musei.
Impossibilità di promuoversi, sempre una questione di risorse, questi musei si affidano a un po' di passaparola, dove c'è un rapporto magari vivo anche con la comunità locale. Capacità e mancanza ovviamente di guide, di audioguide o di possibilità di fare le visite guidate, che dipendono spesso, e gli strumenti digitali non ci sono, dipendono spesso dalla disponibilità anche di persone del luogo, e ovviamente tutto questo si amplifica, questo disagio si amplifica enormemente per turisti che vengono dall'estero. Sempre dati Istat di qualche anno fa, quest'anno usciranno aggiornati, ma non so se saranno aggiornati in positivo, oltre la metà dei musei in Italia non è in grado di offrire informazioni in lingua inglese. Non vi dico le percentuali, mi pare che il tedesco fosse al 10%, lo spagnolo al 4%. Allora, di fronte a questo contesto, come startup ci siamo chiesti come il digitale può migliorare l'esperienza, può rivoluzionare in un certo senso l'esperienza di un visitatore all'interno del museo. Allora, come avviene la visita del museo? Lo sappiamo tutti, ma per fare un po' di analisi, io acquisto il biglietto, entro all'interno del museo, poi seguo comunque un percorso, può essere un tour guidato, nel senso che ho una guida, ma comunque ogni museo ha un suo percorso espositivo. Chi cura i musei tende a dare un ordine, una logica a quello che viene esposto. Al termine del museo mediamente ho la possibilità del bookshop di acquistare dei souvenir piuttosto che delle pubblicazioni, e poi c'è il fattore passaparola, passaparola come modalità attraverso la quale il museo viene conosciuto. Io al termine del museo, prima abbiamo parlato anche molto di web reputation, comunque parlo con le persone che mi circondano, do un giudizio positivo o negativo di ciò che ho fatto. Step per step il nostro esperimento è stato chiederci come ciascuno di questi punti poteva essere rivoluzionato attraverso il digitale. Attraverso il digitale lavorando principalmente, proprio per contenere i costi per i musei che hanno una scarsa disponibilità economica, lavorando principalmente anche sui dispositivi che ciascuno di noi ha, perché si è citato prima che siamo andati sulla Luna, adesso in tasca abbiamo un dispositivo molto più potente di tutta la potenza di calcolo che ha portato l'uomo sulla Luna, ce l'hanno tutti i turisti, un'istituzione come un museo può sfruttarla per migliorare l'esperienza dei musei. Quindi si parte, la prima fase, quella dell'acquisto del biglietto. L'acquisto del biglietto che ancora adesso, al di là di alcuni grandi musei, avviene tramite la biglietteria classica, ma è un banale, diciamo così, acquisto di e-commerce, acquisto in mobile commerce, quindi una cosa tranquillamente gestibile tirando fuori il telefono e premendo attraverso la propria carta di credito piuttosto che con un account PayPal. Secondo step, quello forse più delicato, l'ingresso al museo. Uno dice, ma ci deve essere qualcuno che apre la porta con la chiave. Ma io dico, forse anche no. In fondo siamo abituati ad entrare in diversi contesti senza che ci venga aperta la porta. Nella foto in basso a sinistra vedete i tornelli che permettono di accedere alla metropolitana. In Veneto ci sono delle aziende che fanno delle cose pazzesche in questo settore. Ecco, questi possono essere tranquillamente aperti tramite uno smartphone collegato all'acquisto del biglietto che ho appena eseguito, o piuttosto delle aperture smart tramite Bluetooth. Chiaro, ci sono delle questioni di sicurezza che andrebbero sviluppate in molto più tempo, però ci sono delle tecnologie non di domani, di oggi, sul face tracking, sul riconoscimento facciale, per cui io posso essere identificato e seguito all'interno del museo attraverso delle telecamere dal momento in cui entro al momento in cui esco dal museo. All'interno del museo ho la possibilità di interagire con l'ambiente, anche qui la tecnologia che ci aiuta è principalmente quella del Bluetooth, ma ce ne sono anche altre che permettono di capire come mi sto muovendo all'interno di uno spazio e quindi di interagire con quello che sto vedendo. Tra l'altro il fatto di utilizzare il proprio dispositivo al posto delle audioguide, che io ho un odio terribile per le audioguide perché sono veramente dei dispositivi ingestibili, vecchi, costosi, difficili da aggiornare, ma se lo faccio col mio dispositivo vuol dire che i contenuti che mi vengono proposti possono essere anche personalizzati. Se io sono un esperto posso avere dei contenuti da esperto, se io sono un bambino o un ragazzino posso avere dei contenuti che aumentano la mia soglia d'attenzione in fronte al museo, posso giocare con il museo. Anche qui chiaramente vengo seguito da tecnologie per la sicurezza, quindi di sensoristica, di riconoscimento facciale. Infine lo step del bookshop che
può essere tranquillamente sostituito anche qui da operazioni di mobile commerce, quindi io acquisto direttamente dal mio smartphone la pubblicazione o a questo punto anche dei beni digitali come un ebook e li ricevo o immediatamente o li posso ricevere a casa. Non parlare del passaparola, dove la catalogazione dei beni digitali significa comunque poter condividere la mia esperienza all'interno del museo, cosa che già viene fatta attraverso social network, attraverso piattaforme online. Quindi questo mix di tecnologie verso che cosa ci sta portando? Verso la possibilità di dare anche ai piccoli musei un'apertura 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, accessibili a tutti attraverso il digitale. Io ho terminato, vi lascio un breve video che riassume e vi mostra in pratica le cose che ho detto. Ogni riferimento a fatti o persone presenti puramente casuale. Museum. Turn on your experience. Vittorio ama visitare i musei, anche di notte. Vittorio è molto triste perché non tutti capiscono il suo amore per la cultura. E per poter visitare un museo fuori dall'orario di apertura deve implorare i suoi amici. Ma tutto questo è il passato perché è arrivato Museum. Museum è la soluzione digitale che permette di visitare un museo in completa autonomia grazie al proprio smartphone. Attraverso il download di un'app, Museum permette di acquistare il biglietto d'ingresso per un gruppo di persone, pagando direttamente con la carta di credito. Utilizzando una connessione Bluetooth, lo smartphone provvede all'apertura della porta d'ingresso e videocamere a riconoscimento facciale verificano che gli accessi si svolgano correttamente. All'interno del museo, la app fa da guida ai visitatori, presentando in base alla geolocalizzazione interna audio, immagini, video o giochi che interagiscono rendendo unica l'esperienza. Il tutto sotto l'occhio vigile delle videocamere smart, programmate per rilevare eventuali comportamenti scorretti. Anche il bookshop è sostituito da una soluzione di mobile commerce che permette di acquistare online beni digitali o materiali che saranno recapitati direttamente a casa. Oggi solo il 47% dei musei offre servizi in lingua inglese. Museum permette ai musei con un investimento economico limitato di dare informazioni in tutte le lingue del mondo, non solo inglese, ma anche francese, spagnolo, tedesco, arabo o cinese. Con Museum l'esperienza culturale continua fuori dal museo. La digitalizzazione dei beni esposti interagendo con strumenti come i social network e le notifiche push permette di accompagnare il prima, durante e dopo di una visita, stabilendo un nuovo contatto con il visitatore e rendendolo sempre più protagonista. Museum. Turn on your experience. E allora grazie Marco Darin, Zanco, Museon. Di sicuro quel visitatore sarà protagonista anche qui tra poco, perché è il motivo per cui dobbiamo correre rapidamente. C'è un'unica domanda che riguarda le istituzioni che vogliono mantenersi fedeli alla loro identità, cioè più tradizionali. Come vi collocate o come dialogate con loro? Beh, è comunque una soluzione che si integra con quella che è l'identità del museo, infatti non può essere un qualche cosa che viene calato come prodotto standardizzato su tutti, anche perché ci sono musei che permettono un certo tipo di esperienza sensoriale, quello del profumo mi è piaciuto moltissimo, che altri musei non permettono di fare, quindi è comunque un percorso prendersi per mano e con l'obiettivo unico di valorizzare comunque l'aspetto culturale e il prodotto finale, quindi ci si integra, ci si può, c'è molta fantasia e c'è molto lavoro che si può fare. Diversi tra i più giovani in particolare fanno domande, ma magari ci sarà tempo durante il break. Grazie ancora a Museon.